Ed ora collegamento con Napoli per ascoltare da Dario Villani le rievocazioni organizzate a Pompei in memoria dell'archeologo Winckelmann. Si sono compiuti 200 anni dal ritrovamento e svolgimento dei papiri escolanesi, di cui fa una descrizione dettagliata il Winckelmann nelle sue 2 lettere sulle scoperte di Ercolano inviate al suo amico il conte Bruhl. Winckelmann descrive i papiri nel loro aspetto esteriore, facendo tutta una disquisizione sui possibili contenuti e domandandosi il perché degli scritti sul papiro e non come già era in uso su tavolette o libri quadrati. Poi Winckelmann passa a descrivere le tecniche adoperate per lo svolgimento dei papiri incollati uno all'altro dal tempo e dal calore sviluppato dall'eruzione del Vesuvio. Nei suoi 5 viaggi a Napoli Winckelmann ha il tempo di osservare e descrivere le opere del Museo di Portici, poi trasferite nell'attuale Museo Nazionale di Napoli. Forse l'intenzione di Winckelmann era quella di compiere un'opera letteraria, forse aveva più miti pretese, le sue erano solo delle lettere scritte a un amico, forse non sapeva o non ammetteva che stava dando il più forte contributo alla nascita della storia dell'arte. Al nostro microfono il massimo esperto italiano di papiri ercolanesi, il professor Marcello Gigante dell'Università di Napoli. Dunque, Winckelmann è stato il più grande araldo della importanza degli scavi di Ercolano. Egli ha inviato delle memorabili corrispondenze, i celebri Sendschreiben, e il ministro del re di Napoli era solito dire che una corrispondenza di Winckelmann a Parigi suscitava molto più interesse che non i costosissimi volumi delle antichità di Ercolano che si stampavano nella stamperia reale di Napoli. Dobbiamo dire che anche per quanto riguarda Ercolano, Winckelmann può essere considerato il fondatore moderno del concetto di archeologia, vale a dire la storia dell'arte concepita come storia della più alta civiltà figurata contemporaneamente alla scoperta dei monumenti. Le opere di Winckelmann attirarono l'attenzione delle maggiori corti europee. A Napoli aveva l'appoggio della principessa sassone Maria Amalia. Instaurò rapporti d'amicizia con i massimi esponenti della vita culturale dell'epoca, tra cui il pittore tedesco Anton Mengs. Non era in buoni rapporti con l'Accademia Ercolanese, dove si respirava un clima estremamente provinciale e dove si era seccati della presenza di Winckelmann. Winckelmann, tra l'altro, fu il primo a denunciare la fuga delle opere d'arte da Ercolano. Per 10 anni, dal 1758, a Napoli il nome di Winckelmann destò disagio e per questo non gli si permetteva liberamente di osservare le opere d'arte, per gelosia professionale e perché non era gradito che uno straniero pubblicasse prima ciò che avrebbero dovuto fare gli italiani. L'importanza di Ercolano è di essere stato il primo luogo archeologico di rilevanza europea. Allora, quando è venuto il Goethe, Wolfgang Goethe, nel suo celebre viaggio, è venuto con la mente, nella mente aveva questi Sendschreiben di Winckelmann, perché la cosa più straordinaria che fu fatta a Ercolano, e per l'esattezza dobbiamo dire a Portici, fu la creazione di un museo, il Museo Ercolanese. Che cosa era questo museo? Era la unione delle opere d'arte ma anche dei papiri. Ed allora quando il Goethe venne in Italia disse che questo museo era l'alfa e l'omega della perfezione di quello che potrebbe essere oggi un museo. In effetti egli poteva vedere in un piano di questo museo i papiri contestualmente scoperti con le grandi opere dell'arte figurata.
Basterebbero soltanto le scoperte di bronzi e di marmi della Villa dei Pisoni, che oggi chiamiamo a maggior ragione la Villa dei Papiri, basterebbe questa per avere un'idea di quello che era il centro culturale di Ercolano. Dobbiamo dire che Ercolano è una città residenziale rispetto a Pompei. Pompei è una città di traffici. Ercolano è una città molto spirituale. Noi per esempio a Pompei abbiamo trovato le case bellissime del Fauno, la casa del Menandro, cosiddetta sì, dalla grande pittura che c'è all'ingresso di questa, ma non abbiamo trovato una biblioteca. Il miracolo di Ercolano è che ci ha restituito una biblioteca di papiri, non solo, ma ci ha anche restituito una vera e propria galleria di opere d'arte. Opere d'arte, sì, bronzi e marmi che o venissero dalla Grecia, dove il proprietario della villa era stato proconsole in Macedonia, cioè Lucio Calpurnio Pisone Cesonino, oppure alcuni sono stati creati nelle officine della Campania, forse a Ercolano stesso, forse a Pompei. L'impazienza di Winckelmann traspare dalla sua lettera quando, infastidito dalla lentezza necessaria per lo svolgimento dei preziosi papiri, afferma: sarebbe perciò stato ben fatto che invece di terminare di svolgere quelli che si sono svolti, quando si era conosciuta la materia di cui si trattavano, si fosse svolto soltanto il principio di molti papiri per esaminarne il contenuto, finché non se ne fossero ritrovati di quelli che trattassero materie utili. La delusione di Winckelmann fu che i papiri non avevano rivelato qualche trattato di storia dell'arte antica, qualche opera dei greci che riguardasse l'arte. È chiaro che la prima edizione dei nostri papiri è 1793, cioè esattamente oggi 200 anni fa. Quando si cominciarono a rendere noti i contenuti dei papiri, e cioè che era un contenuto epicureo della biblioteca, e allora ci fu un senso di delusione, perché ognuno avrebbe voluto trovare quello che desiderava. Il Winckelmann, questi trattati artistici, i filologi volevano le opere di Sofocle, le tragedie di Sofocle che non abbiamo, quelle di Eschilo che non abbiamo. Chi sognava per esempio anche le opere latine, le decche perdute di Titoli, ognuno cercava qualche cosa, quindi da questo punto di vista fu una delusione. Il professor Marcello Gigante, esperto di papiri ercolanesi, a 200 anni dalla loro scoperta e dalla loro analisi da parte del Winckelmann. Da Napoli, linea Colonia. Deutschlandfunk Sport.